Allora, segretario, a lei la parola. Stava appunto dicendo questo timore quindi che venga scardinato un sistema fondante della nostra democrazia parlamentare e che quindi questo possa compromettere delle stabilità, degli equilibri che fino adesso in qualche modo, né bene né male, ci sono stati. Quindi voi non siete favorevoli sostanzialmente come sindacato? Assolutamente no, noi siamo profondamente contrari a questa ipotesi e lo ripeto, non perché siamo contrari al presidenzialismo o al semipresidenzialismo, perché appunto, lo ripeto, ci sono paesi democratici che hanno forme di governo di tipo presidenziale o semipresidenziale. Però sono costituzioni che hanno proprio per questo dei loro equilibri. Quello che vediamo, dei loro equilibri tra i poteri dello Stato, quello che stiamo vedendo qua è che si introduce un premierato che è una sorta di personaggio che ha di fatto un potere assoluto, scardinando gli equilibri tra i poteri dello Stato che invece sono quelli previsti dalla nostra Costituzione. La cosa che ci preoccupa è questa, ripeto, si può ragionare, si potrebbe ragionare su una riforma della Costituzione, ma una riforma della Costituzione ha bisogno di pensieri lunghi. Io l'ho detto anche in altre occasioni, i nostri padri costituenti hanno lavorato per 2 anni prima di arrivare alla Costituzione che abbiamo, che diciamo è la più bella Costituzione che esista, poi c'è un po' di enfasi in questo, però insomma è una bellissima Costituzione. Ma è un pensiero lungo che ha costruito quell'impianto costituzionale e quindi non si può pensare di ritoccare questo o quell'articolo senza avere una visione d'insieme dell'impianto costituzionale, perché appunto i padri costituenti hanno avuto il pregio di avere una visione d'insieme. La nostra Costituzione è un mosaico straordinario fatto di tasselli straordinari, non ne puoi cambiare alcuni senza cambiare l'impalcatura. E quindi la nostra preoccupazione è che questo poi produca delle storture. Si dice per garantire la stabilità dei governi, in realtà può succedere che se quel governo non ha la maggioranza, non avendo più il Presidente del Consiglio il Presidente della Repubblica che cerca soluzioni alternative, noi ci vedremo costretti sistematicamente a tornare al voto alla faccia della stabilità. Cioè, lo ripeto, la nostra è una democrazia parlamentare. La nostra è una democrazia delegata, noi eleggiamo i parlamenti, non eleggiamo perché c'è un equilibrio in questo senso. Lei, segretario, cosa ne pensa di questo tema? Proprio 2 parole. Allora, dicevamo, l'Italia è una repubblica parlamentare e in questi anni, a forza di ripetere il concetto di i governi successivi a quelli nati dalle elezioni sono illegittimi, a forza di ripetere una bugia, questa è diventata linguaggio comune. La nostra è una repubblica parlamentare, all'interno del Parlamento io devo trovare il governo, quindi non sono stati illegittimi, possono esserci piaciuti o meno. Tutti i governi che ci sono stati dopo la caduta di un governo o dopo le elezioni, perché è una repubblica parlamentare e come tale nasce da una serie, si diceva, di pesi e contrappesi, e la figura del Presidente della Repubblica è assolutamente fondamentale, è il garante della Costituzione, è il garante della tenuta democratica del Paese, è una figura super partes, non è il capo del governo. Qui sembra che si voglia modificare un pezzo della Costituzione, veramente i pezzi sono 2, ma in questo caso specifico si voglia modificare un pezzo della Costituzione che è il pezzo centrale, che nasce da una paura che i padri costituenti avevano, e quindi questo sistema di bilanciamento dei poteri e di una figura garante della tenuta democratica del Paese aveva ed ha un suo grandissimo senso. Qui sembra che si voglia, come posso dire, cercare il potere ad ogni costo e cercare un potere assoluto da chi poi questa Costituzione ha una forte connotazione antifascista.
Insomma, ci siamo stati fino a ieri il governo di sinistra, di centro, di destra, che potrebbe essere da un'altra parte, quindi insomma no. E poi non possiamo, non diciamo cose oltre, sto dicendo per carità, perché non è vero e non è neanche corretto dirlo, per cui assumete la responsabilità di quel che dite, la prendo assolutamente. Questa Costituzione nasce dalla lotta di liberazione e nasce a fronte di un'esperienza che questo Paese ha avuto. E da questo nasce, per i padri costituenti è nata questo assetto costituzionale, questo sto dicendo. Altro tema, il clima, cambiamenti climatici, avete anche qui una posizione, noi più volte ne abbiamo parlato, un tema che sta particolarmente a cuore ai giovani. Sembra che anche dalle indagini fatte ai giovani sia al primo posto proprio il problema, non interessa la politica, non interessa questo, ma il clima sì. Il sindacato in che posizione si pone? E ancor più il sindacato dei pensionati è interessato invece al discorso anche della transizione energetica, dell'ambiente? Ma assolutamente sì, nel senso che il tema del clima riguarda la condizione materiale delle persone. Adesso, insomma, non per entrare in dettagli, ma insomma, estati caldissime come quelle che abbiamo avuto e che sicuramente avremo producono dei disagi forti alle persone, soprattutto le persone anziane. Ma veniamo in questi giorni dai disastri ambientali che abbiamo sotto gli occhi, ci sono inondazioni in tantissime parti del Veneto. Ma il tema è che il tema del clima non può essere affrontato, diciamo, da un punto di vista prettamente sociologico. Il tema del clima chiama direttamente in causa il tema della qualità dello sviluppo industriale. Perché il punto è questo qua, insomma, nel senso che il surriscaldamento del pianeta deriva semplicemente dalla emissione di CO2 in atmosfera. E questo è quello che ha prodotto lo sviluppo industriale degli ultimi 50 anni, quindi dal dopoguerra, diciamo, ai giorni nostri. Lo sviluppo industriale ha prodotto questo. I cambiamenti climatici non sono un fatto, ripeto, insomma, naturale o irreversibile. Sì, certo, ci sono anche elementi naturali, adesso io non sono un esperto in questo senso, ma è sicuro, è accertato che il surriscaldamento del pianeta e gli effetti relativi, e cioè le estati torride e gli allagamenti che vediamo anche in questi giorni, sono il frutto delle emissioni di CO2. Naturalmente questo significa introdurre un ripensamento al tipo di sviluppo industriale, che non può essere immaginato o realizzato in 448, perché poi, insomma, il sistema industriale regge le nostre società, insomma, i rapporti di lavoro, insomma, tutte le cose che sappiamo, ma progressivamente dobbiamo sapere che vanno messe in campo delle iniziative che valorizzino le risorse energetiche rinnovabili e che noi non possiamo continuare a usare il pianeta come se ci fossimo solamente noi e non ci fossero le generazioni future. Come ha detto qualche altro più intelligente di me, noi abbiamo il pianeta in prestito e dobbiamo restituirlo alle generazioni future. E quindi è ben comprensibile che siano in particolare i giovani arrabbiati nei confronti, preoccupati di questa cosa, perché alcuni episodi sono assolutamente drammatici. Mi ricordo l'anno scorso il Po in secca, insomma, il Po in secca, ecco. Quindi cosa significa questo dal punto di vista negli occhi di un giovane che vede il più grande fiume italiano senza acqua? Oppure le tragedie di questi giorni che stiamo vedendo. Quindi il tema del clima è un tema di sviluppo del nostro sistema industriale.
Se non abbiamo una idea di sviluppo industriale, come dicono alcuni, la questione ecologica si riduce a essere giardinaggio, insomma, mentre invece il tema è appunto la qualità dello sviluppo. Segretaria, socialmente giusto, scrive, una transizione ecologica che deve essere socialmente giusta. E qui ci sono altri problemi, perché poi in questa transizione ecologica ci sono delle direttive europee, ci sono tutta una serie di questioni che agli occhi di molti, soprattutto di chi magari non è così benestante, non ha tante risorse economiche, risultano socialmente non giuste, non corrette, economicamente ingestibili. Sì, ci rendiamo conto, sono alcune normative europee o alcune direttive che ci sono impattano pesantemente sulla vita delle persone e soprattutto sui più fragili, ed è il motivo per cui è necessario che ci sia, non possono essere lasciate da sole le persone, è necessario che ci sia anche non solo da parte del governo del paese ma anche del governo europeo forme di aiuto che come posso dire, favoriscano questa transizione ecologica senza lasciare indietro le persone più fragili o più deboli o economicamente più deboli. Però non abbiamo moltissima scelta. Lei prima diceva i ragazzi sono arrabbiati. I giovani sono arrabbiati con noi, la generazione nostra, quella precedente, ha sfruttato in maniera assolutamente indiscriminata il territorio. Io vengo dalla provincia di Vicenza, la questione dei FAS, tutta la parte che riguarda la Concia, quindi rivedere anche la politica industriale di questo paese, sapendo che la questione del clima non riguarda solo noi, la questione del clima riguarda tutto il mondo. E le migrazioni, le guerre avvengono per motivi climatici. Però le guerre danneggiano il clima come se fosse... sì, però le grandi migrazioni sono grandi migrazioni climatiche, perché laddove la terra non dà più frutti è logico che io mi devo spostare, o guerre per l'acqua. Quindi è un argomento su cui dobbiamo assolutamente, e una risposta non può essere quella che per esempio ha dato l'Europa sui pesticidi, no vabbè torniamo indietro, no, bisogna procedere con una transizione che aiuti effettivamente anche chi da queste normative può venire penalizzato, ma qui ci deve pensare il governo del paese e il governo dell'Europa. Assolutamente. L'Europa. Questo è un altro tema, segretario, questo è un altro tema che l'Unione Europea ha costituita per ragioni di pace, effettivamente, adesso un po' barcolla. Sì, adesso abbiamo anche questo appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo. Ecco, la prima cosa che vogliamo dire alle persone, ai cittadini, intanto di andare a votare, perché il voto comunque è lo strumento necessario e la condizione senza il quale la democrazia non esiste. Ora, noi sentiamo spesso dire bisogna andare a votare, i partiti che dicono perché vogliamo cambiare l'Europa. Ecco, bisognerebbe andare un po' più in là, e cioè che le forze politiche dicessero in quale direzione vogliamo cambiare l'Europa, perché in particolar modo dalle forze di destra cambiare l'Europa... Però non facciamo campagna elettorale. No, non stiamo facendo campagna elettorale, stiamo alle cose che vengono dette, insomma, quindi senza nessun problema da questo punto di vista, di avere un minor peso dell'Europa. Cioè l'idea che l'Europa possa essere continui ad essere una sommatoria di stati senza una propria autonomia, senza una propria fisionomia. E questa è un'idea sbagliata dell'Europa. E guardate, quando noi diciamo che abbiamo bisogno di una Europa più forte, non lo diciamo per una questione romantica, perché ci piace l'unità dei popoli, eccetera, ma lo diciamo perché nel confronto tra i grandi paesi del mondo, Stati Uniti, Russia, Cina, India, Africa,
e i rapporti economici che si stanno via via definendo tra queste grandi potenze, non è pensabile che ogni singolo Stato in Europa possa avere lui da solo un ruolo all'interno di questo scacchiere. Questa è un'idea sbagliata, è un'idea perdente. C'è bisogno di un'Europa forte. È evidente che se noi vogliamo avere un'Europa forte, ogni paese che costituisce il continente europeo deve fare un'operazione di cessione di sovranità, perché non si può pensare di avere un'Europa forte e i singoli paesi che mantengono integralmente tutte le loro autonomie, quelle uscite dal dopoguerra. Chiaro. Quindi su questo ci sono le riflessioni, devo andare assolutamente in pubblicità, poi abbiamo anche alcuni aspetti da affrontare insieme e tra poco ne riparliamo.